Si terrà dal 28 al 30 marzo prossimi la 26ª sagra dell'Agnello Pasquale a Favara. L'evento è stato promosso dal Comune di Favara con la Proloco Castello e il supporto di numerosi partner. 3 giorni tutti ospitati dal Castello Chiaramontano, che saranno un'occasione per approfondire la conoscenza di questo dolce ormai famoso in tutto il mondo, ma soprattutto ragionare del futuro di un prodotto che caratterizza Favara e che sempre in futuro avrà un ruolo centrale nella promozione del nostro territorio. Tema di quest'anno è simbologia, delizia, colori e gusto dell'Agnello Pasquale di Favara. L'apertura della sagra si terrà giovedì 28 alle 10:30 con una doppia iniziativa dedicata all'Agnello Pasquale a cura dei maestri pasticceri di Favara e dell'azienda favarese, una dedicata ai panareddi e ai pani votivi a cura dei maestri panificatori favaresi. Alle 17 si terrà l'inaugurazione della sagra alla presenza di numerose autorità, dei rappresentanti degli ordini professionali, le istituzioni che si occupano della valorizzazione della mandorla, del pistacchio e di turismo. Alle 18 a seguire si terrà l'esibizione del gruppo folk Fabaria Folk, mentre alle 18:30 una dimostrazione di preparazione dell'Agnello Pasquale all'opera dell'Istituto Alberghiero Ambrosini. Alle 19 spazio invece a una degustazione eccezionale offerta dalla ditta Pita Birra a cura di Valeria Vita, che accompagnerà l'Agnello Pasquale con la birra artigianale. Si prosegue venerdì 29 marzo, il giorno di Venerdì Santo, con una giornata dedicata alla visita delle mostre presenti al Castello Chiaramontano, che saranno fruibili gratuitamente dalle 9 alle 13. Sempre sabato 30 marzo alle ore 11 la rappresentazione e degustazione dell'Agnello Pasquale con una dimostrazione a cura dell'Associazione Ensemmola e dello chef Giuseppe Moscato. Alle 17 nel pomeriggio spazio invece all'evento da mandorla a pistacchio all'Agnello Pasquale, una dimostrazione a cura dell'azienda favarese. Alle 18 una doppia rappresentazione e degustazione dei prodotti tipici locali a cura dell'Associazione San Giuseppe da mandorla e pistacchio all'Agnello Pasquale e dal latte alla ricotta. La sagra si concluderà alle ore 19 con un concerto di Giuseppe Calabrese. Per tutta la durata della sagra si potrà visitare, oltre il castello, la Biblioteca Mendola, la Chiesa Rosario e Marzipan, il Museo della Mandorla.